J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e a giusto prezzo. A 5 giorni di distanza dall'onorevole sconfitta contro la capolista Scotti Empoli, la Virtus Cagliari torna al Palarestivo per affrontare un altro ostacolo particolarmente complicato, la Cari Spezia, sesta forza del torneo. Da una parte dunque le 6 sconfitte consecutive della Virtus, che non vince dallo scorso 3 febbraio, 45-44 su questo campo contro Forlì, dall'altra invece le 4 vittorie di fila inanellate dalla squadra di Corsolini, che ha riposato a ridosso di Pasqua a causa del rinvio del match contro Palermo fissato al prossimo 11 aprile. Virtus che è penultima a pari merito con Forlì con 6 punti, il record parla di 3 vittorie e 20 sconfitti, ma la squadra è tutt'altro che in disarmo. Nel terzo quarto, con una difesa molto aggressiva, la squadra di Farazzoli ha saputo mettere in difficoltà una corazzata come Empoli. Le cagliaritane dunque vogliono giocarsela fino in fondo anche contro un avversario più quotato. La partita è iniziata, allora vi diamo conto degli starting 5 per la Virtus. Tenta ora la penetrazione Iva Georgieva, assieme a lei Raiola, con il numero 20 Pastana, con il 10 Orsini, con l'8 Vargiu. Questo lo schieramento della Virtus Cagliari. Dall'altra parte risponde la Spezia con Corradino, Templari, Tosi, Linguaglossa e Cadoni. E questa la partita delle ex, sono ben 4 nelle fila di La Spezia. Parliamo di Lavinia da Silva, lo scorso anno proprio qui alla Virtus Cagliari. Elisa Templari, anche lei come da Silva, arriva da una stagione proprio cagliaritana, poi sono ex più lontane nel passato. Linguaglossa e Cadoni. Qualche problema fisico per Da Silva, che ha svolto il riscaldamento, ma non sappiamo se potrà essere impiegata da coach Corsolini. È out, ricordiamo, sempre per condizioni fisiche non ottimale. Olagide, sempre per quanto riguarda la Spezia, sono acciaccate Linguaglossa e Stoichkova. Giuseppone, altra componente della rotazione di coach Corsolini, arriva alla partita reduce da una influenza. Partita arbitrata da Dario Di Gennaro, Matteo Spinelli, entrambi di Roma. La Virtus perde il controllo del pallone in zona d'attacco, partita che non si è sbloccata ancora quando sono passati poco meno di 50 secondi dall'inizio del match. Chiamata corner nell'attacco della Spezia, ora è questa la scelta di Margherita Corradino, che riceve il consegnato di Chiara Cadoni, che poi va a bloccare per Templari. Fuori il pallone per Tosi, vuole attaccare dal palleggio Georgieva, arriva l'aiuto anche di Pastena. Ora Cadoni fronte a canestro, deve prendere il tiro, un pallone molto lungo che si spegne sul tabellone. Georgieva mette tanta intensità, forse anche un po' troppa, qui avrebbe potuto ragionare meglio. Contropiede per la Virtus Templari, da sotto però non riesce a concludere. C'è il fischio arbitrale, il fallo speso da Iva Georgieva. Inizio di partita con tanta intensità, un tema questo prevedibile sicuramente in casa Virtus. Vedremo se la Spezia accetterà il ritmo dettato dalla Virtus o proverà a imporne un altro. Il pallone arriva sotto per Cadoni, qui ha un accoppiamento abbastanza vantaggioso con Georgieva, lo attacca senza esitare, c'è l'aiuto di Orsini che va a commettere il fallo. 2 liberi allora per Chiara Cadoni, ala pivot classe 1994, che sta viaggiando a 12,4 punti di media, qui aggiunge anche 9 rimbalzi, 71% ai liberi, cresciuta nell'azzurra oristano, e poi proprio alla Virtus Cagliari, con cui ha fatto i suoi esordi in Serie A2. Poi
ha intrapreso una lunga strada fuori dalla Sardegna, prima Ancona, poi Bologna, conquistando la 1, poi non consumata, diciamo così, sul campo. Questa è la sua prima stagione oristanese, varie occasioni nel giro della nazionale, prima a livello giovanile, poi anche a livello senior e anche a livello di 3 contro 3, peraltro ci sarà modo poi di approfondire questo tema nel corso della partita. Bel canestro intanto per Francesca Orsini, giro sul perno ottimale, trova l'equilibrio per il semigancio vincente con la mano sinistra che vale il vantaggio Virtus. 2-1 il punteggio. Lingua Glossa va a coinvolgere ancora Cadoni in post basso, subito il raddoppio, letto bene però da Cadoni che vede arrivare Templari. Dall'altra parte manca un pizzico in fase di rotazione la difesa della Virtus Cagliari, 2 facili che permettono alla Spezia di andare avanti sul 3-2. Qui Cadoni va a prendere lontano da canestro Orsini, costretta a scaricare in direzione di Raiola. Bella la penetrazione dell'ex Viterbo che però sbaglia con la mano destra. Lingua Glossa in contropiede. Templari cercava poi di coinvolgere Cadoni, la stessa Lingua Glossa, arriva la palla recuperata dalla Virtus, Georgieva si divora un canestro forse un po' spaventato dal recupero di Templari, lotta sotto le planche che premia la Cari Spezia, rimessa dal fondo e primo time out della partita chiamato da coach Iris Ferrazzoli. 7:31 alla conclusione del primo quarto, 3-2 il punteggio in favore della formazione ospite. Rimessa dal fondo per la Spezia, servita a Corradino senza problemi, è già chiamato lo schema d'attacco per la squadra di coach Corsolini. Mano sinistra per la playmaker ligure, poi azione oltre l'arco, Tosi guarda dentro, alto basso con Cadoni, mismatch con Georgieva, tiro cadendo all'indietro sbagliato da Cadoni che chiedeva un fallo, non ravvisato però dalle 2 giacchette grigie. Allora Pastena dall'altra parte, fuori per Georgieva, prima però era arrivata l'infrazione di passi, altra palla persa per la Virtus che ha iniziato come detto con tanta energia questa partita, energia che però deve essere incanalata su dei binari tecnici senz'altro migliori di quanto fatto vedere in questi primissimi possessi, soprattutto in zona d'attacco. Corradino per Templari in punta, l'uscita di Lingua Glossa, si propone Tosi che però viene ignorata. Allora Cadoni, pallone in angolo per Templari che è una tiratrice, anche se lo ha fatto vedere solo a fasi alterne lo scorso anno con la canotta della Virtus, in questo caso la mette dall'angolo per il +3. La Spezia 5-2, cerca di prendere un margine di vantaggio fin dalle primissime battute la squadra di coach Corsolini da 3. Iva Georgieva con Corsolini che manda al diavolo le sue giocatrici, in particolare la destinataria del rimbrotto sembra essere Lingua Glossa, rea di non essere uscita tempestivamente sul tiro da 3 punti della bulgara. Il pallone in post basso, ancora Cadoni, accoppiamento con Georgieva, veramente ostico per l'ex Mercedes Alghero, 2 facili stavolta per Cadoni che fa valere il fisico. Raiola si fa vedere, riceve Orsini, Vargiu guarda per un istante il canestro, poi va in mezzo angolo per Pastena da 3 punti sul secondo ferro, rimbalzo conquistato da Lingua Glossa che poi offre in direzione di Corradini, dal palleggio il cambio di mano di Corradini che però non riesce ad affondare il colpo. Templari stavolta sbaglia, il rimbalzo cade nelle mani di Paola Raiola, contropiede per Georgieva a tutta velocità, segna, subisce il fallo e potrà andare in lunetta con il tiro libero supplementare. Qualche fiammata della Virtus alternata a dei passi falsi. Intanto arriva un doppio cambio e anche il time out chiamato stavolta da coach Corsolini, anzi no, non c'è il cambio, non c'è il minuto di sospensione, ci sono i cambi e c'è soprattutto il tiro libero per Iva Georgieva che è riuscita ad accendersi solamente a tratti nel corso dell'ultima partita contro Empoli, 13,4 di media con il 64% ai liberi, questo lo segna e permette alla Virtus di impattare a quota 7 quando siamo quasi a metà del primo quarto di gioco. Esce proprio Georgieva, c'è l'ingresso in campo di Simona Sorrentino per la Virtus Cagliari, rimessa dal fondo di Cadoni, difesa allungata per la Virtus senza però particolare pressione, tranne che per la portatrice di palla Corradino, chiamato lo schema a testa, scarico buono per Tosi che però non trova lo spazio per la conclusione da sotto, meglio perde il tempo per
il lay-up, iniziativa dal palleggio poi per Linguaglossa in ritardo. La difesa della Virtus in questo caso va a commettere il fallo, rimessa in zona d'attacco per la compagine ligure mentre si prepara l'ingresso in campo di Arianna Puggioni, out per qualche problema fisico contro Empoli. Ritrova il parquet in questa giornata, ricordiamo la 26esima del girone sud del campionato di Serie A2 femminile. Corradino per Tosi, affrontata da Orsini, il blocco per la ricezione da sotto di Cadoni che risponde al gioco da 3 punti completato in precedenza da Georgieva, segna con il fallo, davvero un rebus difficilissimo da sciogliere. La Virtus non ha delle lunghe con quella tenuta fisica vicino a canestro e allora bisognerà trovare altre armi. Intanto esce subito Sorrentino, dopo pochissimi secondi dal suo ingresso in campo. Al suo posto c'è Giada Podda, libero supplementare allora abbiamo detto per Chiara Cadoni, cerca la concentrazione, liberi di tira con il 71%, questo va dentro e torna avanti. Allora sul +2 la Spezia, 10-8 il punteggio qui al Palarestivo di Cagliari, mentre attacca la Virtus con Arianna Puggioni. Raiola molto bene col primo passo su Corradino, sarebbe stato un gran canestro questo per l'ex Viterbo. Attacca ancora la Virtus con Markovic, scarica per Orsini, prende il centro dell'area, quantomeno ci prova, segna con il fallo di Chiara Cadoni che disperata sostiene la bontà della sua difesa. Non sono dello stesso avviso gli arbitri, si va avanti allora a suon di end one. In questo caso Orsini, protagonista, non si fa spaventare dalla maggior fisicità della sua avversaria e segna con la possibilità di sorpassare. Allora sull'11-10 Orsini manda per aria il tiro libero che però è sbagliato, ma c'è il rimbalzo offensivo preziosissimo da parte di Giada Podda. Attacca Raiola, pallone in mezzo alle gambe, pronta Orsini per la giocata di pick and roll da 3 punti, se la sente Raiola ma manda sul primo ferro. Rimbalzo per la Spezia con Tosi, Templari guarda il canestro, poi desiste, offre ancora in direzione di Tosi, mette palla per terra, si cerca Linguaglossa che ha un mismatch più che favorevole con Raiola. Non completata la ricezione da parte della giocatrice ex, come detto, Virtus Cagliari, ma tante altre squadre, anche Pozzuoli oltre che la stessa La Spezia in Serie A1. Rimessa dal fondo proprio per la numero 14 in canotta bianconera, gran movimento qui per Chiara Cadoni, la finta, poi mette il pallone per terra, trova il lay-up facile con la mano destra, rischiava di perdere qualcosa in termini di posizione nel rientro difensivo. Cadoni è fortunata anche in questo caso perché non si completa la ricezione di Orsini. 4 minuti 9 secondi per andare alla prima pausa di questa partita con la Spezia in possesso del pallone con Corradino. C'è Tosi, un'occhiata dentro sempre verso Linguaglossa che ancora il mismatch con Raiola, non la cercano le compagne, lo fanno meglio solamente in questo istante. Linguaglossa tira in fade away, trova puntualmente il canestro del +4. La Spezia 14-10 il punteggio sul tabellone luminoso del Palarestivo, mentre la Virtus attacca dall'altra parte con Raiola, poi Puggioni chiude il palleggio, in gomito c'è Podda, il pallone ribaltato, penetrazione centrale, Raiola scarica fuori da 2, Orsini sbaglia, rimbalzo molto ben conquistato in questo caso con buona posizione da parte di Elisa Templari. C'è spazio per il tiro da 3 punti di Tosi che però non si fida, si avvicina di qualche passo, manda per aria un long 2 che trova comunque il canestro, stavolta +6 la Spezia che cerca di accelerare sulla Virtus Cagliari. Virtus orgogliosa e anche positiva a tratti in questo primo quarto, ora però deve cercare di restare il più possibile aggrappata a questa partita. Difesa a zona intanto ancora per la Spezia, mentre sbaglia Orsini in questa circostanza, sempre lavorando spalle a canestro. Cadoni porta vicino a canestro Puggioni, perde però l'equilibrio al momento del tiro, recupera Tosi, tripla frontale abbastanza aperta per Corradino che però sbaglia, extra possesso garantito dal rimbalzo offensivo per la Spezia conquistato da Tosi. Allora si inizia con Linguaglossa in punta, controllata da Markovic, buona la penetrazione di Linguaglossa, meno buono
decisamente l'appoggio a canestro sbagliato, è pronto un triplo cambio per la Virtus. Markovic dal centro dell'area, ancora un potenziale gioco da 3 punti in casa Virtus Cagliari. Stavolta è stata Alessandra Markovic allora ad andare su forte dopo il contatto con la avversaria. Arrivano ben 5 cambi in totale, 3 in casa Virtus, 2 in casa La Spezia, ma prima c'è il time out in campo. Tiro libero supplementare per Alessandra Markovic, la giocatrice nativa di Bari, che realizza dalla lunetta per il -3. Virtus 16-13 il punteggio, 2-18 ancora da giocare prima della prima mini pausa qui al Palarestivo. Sono arrivati dei cambi da una parte e dall'altra, mentre Templari va a cercare Lingua Grossa. È pronto il blocco di Giuseppone, febbricitante ma comunque sul parquet. Cadoni ancora in avvicinamento a canestro, a sfruttare tutti i suoi centimetri, tutta la sua prestanza fisica. Qui l'ultima a toccare è proprio la giocatrice Spezzina, allora rimessa dal fondo per la Virtus, che cerca ancora di caricarsi, di trarre energia dalla propria difesa. Markovic si butta dentro senza esitare un istante, batte Cadoni, che reclama anche un aiuto da parte delle compagne in zona difensiva. Attenzione perché la Virtus è ancora a contatto, -1, 16-15, consegnato per Templari, subito dentro da Giuseppone, sbaglia però malamente con la mano sinistra. Attenzione la Virtus che ora può attaccare per il sorpasso. Georgieva, penetrazione bruciante con la mano destra per il 17-16. Attenzione perché al Palarestivo ora comanda la Virtus Cagliari. Siamo solo nelle fasi iniziali di una partita che si preannuncia tutt'altro che scontata. Lingua Grossa, penetrazione centrale, ancora un errore. Tanta davvero generosità in zona difensiva per la Virtus, che in questo modo si carica per attaccare con decisione. Qui Puggioni usa il braccio esterno contro la difesa molto fisica, troppo fisica secondo gli arbitri, di Elisa Templari. Il fallo della giocatrice che è stata a lungo alla Spezia ed è rientrata alla base in questa stagione. Esce Cadoni, intanto deve un po' riposare, sta perdendo un pizzico di lucidità anche in zona difensiva. Al suo posto c'è Federica Mazza. In lunetta Puggioni, abbiamo detto, assente contro Empoli, tornata oggi sul parquet, 6 punti di media in questa stagione, 71% ai liberi, anche lei come Raiola e come Stoichkova, peraltro giocatrice di La Spezia, arriva dalla Defensor Viterbo. Ha realizzato dalla lunetta Puggioni, e allora +3 Virtus, 19-16. Templari in penetrazione in reverse, trova questo canestro molto molto difficile, a segno Elisa Templari che tiene lì la Virtus. 19-18, Georgieva batte Lingua Grossa. Tante difficoltà per la Spezia in situazione di 1 contro 1. In questa fase le liguri vengono sistematicamente battute dalle giocatrici cagliaritane e ora stanno faticando a realizzare, anche andando in penetrazione, perché la difesa della Virtus è salita di livello anche dal punto di vista fisico. Le mani sono ovunque, i contatti sono tutt'altro che trascurabili, contatti ovviamente all'interno del regolamento, contatti consentiti, e allora si attacca con fatica. Qui Templari si prende un tiro difficile in punta, sbaglia, poi non riesce a tenere in campo Mazza. Altro attacco che non sortisce effetti da parte della compagine ligure. 13 secondi soltanto al termine del primo quarto, la Virtus può prendersi l'ultimo tiro, può andare in panchina per la prima mini pausa con ancora più energia. Georgieva sverniciata qui letteralmente Templari, manca però l'appoggio vincente a canestro. La preghiera di Templari non trova accoglimento da parte degli dei del basket. Termina qui la prima frazione di gioco con la Virtus Cagliari a sorpresa avanti sulla Spezia con il punteggio di 21-18. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie.
Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Ha fatto volare dalla vagnetta in più di una circostanza coach Marco Corsolini durante il primo mini intervallo, tutt'altro che contento dell'approccio iniziale della sua squadra a questa partita. La Spezia sotto per 21-18 contro un'ottima Virtus. Fino a questo momento si parte subito con il post basso di Chiara Cadoni, fermata in maniera irregolare da Giada Podda. In questo caso rimessa dal fondo per un'altra nuova entrata, Viviana Lucca con la canotta numero 3 di La Spezia. Trova molto bene sulla rimessa con il numero 8 Federica Mazza, canestro facile da sotto, sta per tornare intanto Orsini per la Virtus. Podda, Markovic non ci pensa su 2 volte, spara da 3 punti, poi Georgieva prova a tenere in campo dopo l'airball della compagna. Arriva la sostituzione con l'uscita di Podda, subito un fallo dopo pochi secondi, questo secondo quarto per lei su una situazione in post basso che coinvolgeva Chiara Cadoni. Qualche discussione ancora a ridosso della panchina virtussina, si è ripresi a giocare con Corradini per Mazza, ancora la circolazione perimetrale a coinvolgere anche Maria Giuseppone. Dentro Cadoni che deve lavorare in avvicinamento a canestro, stavolta contro Orsini, cliente più difficile, ma Cadoni è più brava in questo caso, riesce a trovare l'appoggio vincente, giusta morbidezza nel tocco in questo caso per l'oristanese. Il fallo intanto speso da Giuseppone, cercava di attaccare Orsini. Le indicazioni di Iris Ferrazzoli stavolta ad Arianna Puggioni, mentre sta per arrivare il primo ingresso in partita di Laura Pellegrini Bettoli. Autorizzato immediatamente il cambio, Pellegrini Bettoli va a rilevare Alessandra Markovic. Abbassato allora leggermente il quintetto della Virtus, che con tanta aggressività in 1 contro 1 ha messo in difficoltà la Spezia nel corso del primo quarto. Ora Vargiu osserva ciò che accade all'interno del pitturato, c'è l'uscita dei blocchi di Pellegrini Bettoli, pallone in angolo per Puggioni da 3 punti sul primo ferro, il rimbalzo viene controllato dalla Spezia con Giuseppone, poi Corradini che ha già chiamato lo schema, battuta con il crossover. Puggioni, manca anche qui l'ultima cosa, ovvero l'appoggio a canestro, la cosa ovviamente più importante per capitalizzare l'azione. Allora altro cambio, fuori Puggioni dopo il tiro sbagliato in precedenza, c'è l'ingresso di Paola Raiola. Vantaggio ora ospite sul 22-21, 8:38 per andare alla pausa lunga. Pellegrini Bettoli dal palleggio contro Cadoni, può attaccare la giocatrice oristanese che la stoppa però in maniera veemente. Allora si inizia da Georgieva che è accoppiata con Lucca, sale Orsini per il blocco, vuole giocare 1 contro 1, Georgieva trova ancora un tiro interessante qui, non premiata dalla fortuna la giocatrice ex Mercedes Alghero. Grande scarico dall'altra parte per Lucca che trova sotto canestro Giuseppone, 2 facili per la Spezia che ha ritrovato ora lucidità nella metà campo d'attacco e nell'ultimo caso è riuscita anche a correre. Tanto Vargiu senza nessun ritmo spara da 3 punti, trova solamente il primo ferro. Corradino qui fermata con il fallo da Marta Vargiu. Arriva Pastena per il cambio, va a sostituire proprio Vargiu. 7 minuti 50 secondi.
ancora da giocare nel secondo quarto di gioco. La Spezia che cerca di ritrovare quella Serie A1 lasciata lo scorso anno dopo la retrocessione, con soli 4 punti conquistati nell'intera annata, a uno ritrovata 2 anni or sono, dopo 8 anni, dopo 8 stagioni di assenza. Intanto il tiro da 3 punti a segno, torna nella metà campo difensiva per una esultanza quasi di stampo calcistico Giuseppone. Pastena che poco non trova un altro potenziale gioco da 3 punti. Dicevamo, la Spezia lo scorso anno in A1 retrocessa, cerca nuovamente il salto nella categoria superiore dopo aver cambiato tantissimo. Sono pochissime le reduci, tra queste il capitano Linguaglossa. Cadoni è arrivata da Bologna, tanto per fare un esempio. Sono arrivati anche tanti prospetti da altri settori giovanili. Una curiosità, un record italiano per la cestistica spezzina, quello della partita più lunga, ben 5 supplementari nel dicembre del 2015 per battere Castel San Pietro, con l'ex Cuscaglieri Laumare che in campo per tutta la partita, ben 65 minuti sul parquet per lei in quella circostanza. Piccola curiosità, intanto è ripreso il gioco ed è ripreso bene per la Spezia con questa penetrazione mentre arriva la palla persa. E arriva anche il cambio per la Virtus con Pastena che viene nuovamente richiamata in panchina. Al suo posto torna Alessandra Markovic, rimessa per allora Viviana Lucca, giocatrice classe 99, una delle giovani di cui abbiamo parlato in precedenza, dalle quali sta cercando di riniziare la Spezia. Lucca dentro per qui Giuseppone che sbaglia però in avvicinamento a canestro. Allora Georgieva a tutta velocità come di consueto, qui forse ci stava un fallo sulla giocatrice bulgara. Allora Corradino dentro, bene per la penetrazione ancora di Giuseppone, qui fa valere il fisico, lo fa però in maniera irregolare, andando a spingere con la spalla in maniera eccessiva su Orsini. Brava in questo caso a far notare anche il contatto al direttore di gara. Fallo in attacco, sostituzioni e anche time out chiamato da coach Corsolini a 6 minuti e 32 secondi dal termine del secondo quarto. La Spezia prova la prima fuga di questa partita sul più 8, 29-21. La Virtus cerca ancora di ricucire qui il pallone, è stato deviato, linea di passaggio sporcata rimessa dal fondo Virtus con Paola Raiola. Riceve ora il pallone, guarda dentro per lo smarcamento di Markovic, poi torna a prendersi il pallone. Raiola lavora sul blocco di Orsini, non c'è lo spazio per la penetrazione. Puggioni da 3 punti lungo, rimbalzo difensivo per Cadoni e poi corre, o quantomeno ci prova la Spezia con Mazza. Ancora Mazza, cambia mano, si butta dentro, mano sinistra, ancora sfortunata Cadoni, lavora bene al rimbalzo ma sbaglia, voleva ancora un fallo e si lamenta. Posso dire è stata maltrattata dalla difesa virtusina anche nell'ultima circostanza. Orsini prova a prendere posizione proprio contro Cadoni, le due fanno a sportellate, c'è il fallo ancora della giocatrice oristanese. Arriva coach Corsolini dalla panchina, si alza in piedi, le dice smettila, nel senso di fermare qui le lamentele verso gli arbitri, e cercavamo di origliare anche qualche altra indicazione. Le ha detto porta bene i blocchi, dunque anche da questo dipende la qualità dell'attacco della Spezia, che qui sbaglia nella difesa sul pick and roll in maniera anche abbastanza evidente, viene perdonata però dalla Virtus e ora si ripresenta nella metà campo d'attacco. Pallone sparato da Corradino tra le mani di Mazza che non riesce a controllare, palla persa banalissima per coach Corsolini, per la squadra di coach Corsolini.
che ora un po' di impasse nelle due metà campo. Raiola da 3, allora ne approfitta subito per ricucire sul -5, 29-24. La Virtus è viva, la Virtus sta rispondendo allora al tentativo di accelerazione ligure, è pronta sul cubo dei cambi. Elisa Templari, Mazza mette palla per terra, va in angolo, poi il pallone che circola ancora con Corradino, gran penetrazione, cambia mano 2 volte, lasciata sul posto la sua avversaria diretta, canestro con la mano destra per il 31-24. Anche talento individuale in questa giocata del playmaker della Carispezia. Qui Georgieva andrà a incaricarsi della rimessa in gioco in zona d'attacco. Mancano 4 minuti e 44 secondi alla conclusione del primo tempo qui al Pala Restivo, mentre esce Mazza e torna sul parquet Elisa Templari per provare a mettere un po' più di talento offensivo, un po' più di lucidità nella metacampo d'attacco per la Carispezia. In questa fase della partita sta procedendo un po' a strappi. Raiola, Puggioni da 3 punti, stavolta non è fortunata. Buon lavoro con il tagliafuori difensivo qui per Tosi, anche lei tornata sul parquet. Schema corna chiamato da Corradino, sale Cadoni per bloccare, riceve il pallone Templari, l'end off, poi ancora il tiro da 3 punti sbagliato, secondo ferro per Templari. Sola, rimbalzo d'attacco, Tosi cerca di offrire ancora in direzione di Cadoni, le viene sporcato però il pallone, allora ci sarà la rimessa d'attacco per la Carispezia, rimessa dal fondo in particolare con Elisa Templari sul pallone. L'ex Lucca anche tra le altre cerca una soluzione all'interno del pitturato, pallone ancora deviato, è ancora molto arrabbiato coach Corsolini in panchina, evidentemente non era quella la chiamata giusta in attacco per la sua squadra. Ora Tosi, difficile arresto e tiro con in difesa della Virtus che le aveva preso le misure immediatamente. Giorgieva dall'altra parte non trova il varco verso il canestro aperto. Markovic da 3 punti di tabella, per poco non la mette. Orsini a rimbalzo subisce il fallo di Viviana Lucca. Allora ci saranno 2 tiri liberi, è stato speso il bonus dalla formazione ospite, solo 2 invece i falli di squadra commessi dalla Virtus a 3,57 dal secondo intervallo di questa partita. Orsini cercherà di accorciare ancora, porta la Virtus sul -6, 25-31. Orsini 10,3 punti, 6 rimbalzi di media, 68% ai liberi. Scorso anno 16,7 di media a Montecatini in Serie B, approdando alle finali promozione per la Serie A2. 26-31, questo il punteggio. Dunque Rosicchi è un altro punticino, la Virtus che però poi paga dazio in zona difensiva, perdendo Tosi, concesso un appoggio comodo verso canestro con la mano sinistra. Orsini cerca di lavorare con il fisico contro Cadoni, la sorprende con un giro sul perno davvero rapidissimo. Non benissimo dal punto di vista difensivo questo pomeriggio Chiara Cadoni, che sta provando a dominare la partita con la sua fisicità in attacco, ma ha concesso spesso qualcosa alla Virtus. Qui riceve ancora, legge bene con il passaggio in direzione di Corradino, sbaglia ma c'è una buona chance a rimbalzo per Lucca, atterrata dal fallo abbastanza deciso della difesa virtusina. Si prepara al ritorno sul parquet intanto Linguaglossa, sul +5 la Spezia, 33-28, e questo il punteggio quando mancano 3 minuti e 7 secondi alla pausa lunga. Lucca, abbiamo detto molto giovane, classe 99, 3,6 punti di media, tiri liberi con il 40%, dunque non benissimo. Il primo lo sbaglia, a livello under ha militato nelle selezioni del basketball Golfo dei Poeti. Il secondo invece trova la retina, 1 su 2, 34-28, torna sul +6 la Carispezia. C'è Linguaglossa, abbiamo detto esperienza alla Virtus
per lei, o per meglio dire due diverse parentesi in Sardegna, 2010-2011 ad Alghero, in Serie A2 a 5,4 punti di media, e poi la Virtus a 9,7 di media, sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo. Intanto la squadra di casa realizza dalla lunga distanza, lo fa con Paola Raiola, il meno 3, 34 a 31, 2,38 ancora da giocare in questo secondo quarto, mentre Corradino lavora dal palleggio. Fuori per Cadoni, è accoppiata con Markovic, Templari riceve, poi tira dalla media distanza, corto, rimbalzo offensivo concesso però a Corradino, dentro per Linguaglossa, ancora accoppiamento vantaggioso, stavolta con Arianna Puggioni, fallo della giocatrice in canotta numero 1 della Virtus, e c'è rimessa dal fondo ancora per la Spezia. Ripresa qui dalla Virtus, un solo possesso di distanza tra le due squadre, la Spezia che ha toccato un massimo vantaggio di 8 lunghezze in questa prima metà di gara. Un'ottima Virtus fino a questo momento, va detto. Tanto è pronto il raddoppio su Cadoni, allora c'è spazio oltre l'arco per Corradino che sbaglia, ancora Cadoni a rimbalzo, stavolta il fallo deciso è di Orsini. Ovviamente sono pronte, come detto, delle situazioni di raddoppio costante sui post basso di Cadoni, allora si concede qualcosa sul perimetro. Fino a questo momento la Spezia non sta realizzando, allora la Virtus ha buon gioco nel rimanere aggrappata a un incontro che la vede sfavorita nel pronostico. Cadoni ancora mandata in lunetta, stavolta grazie alla sua energia a rimbalzo. Primo libero realizzato da Cadoni. Ricordiamo anche la partita d'andata, scorso 9 dicembre, vittoria per 58-31 della Cari Spezia, con una prestazione da 11 punti e 17 rimbalzi proprio per Chiara Cadoni. Intanto Markovic, stavolta il suo tiro è lungo, Cadoni controlla l'uscita del pallone oltre la linea di fondo, si accontenta della rimessa che lei stessa va a eseguire verso Mazza, chiamata Pollice ora nell'attacco spezzino. Mazza serve Templari, poi ancora il post basso di Cadoni, è pronta Giorgieva in aiuto, stavolta non con i tempi giusti, poi la lotta a rimbalzo che premia la Spezia, qui sfortunata Orsini che si prodigava nel tentativo di mantenere in gioco il pallone. Fuori Giorgieva, dentro Chiara Pastena. Linguaglossa a rimettere in gioco per la Spezia, male perso Tosi, allora palla persa, ancora una situazione di rimessa, coach Corsolini vuole aggiustare ancora la situazione, va subito a chiamare il time out. 1 minuto 41 secondi prima della pausa lunga, la Virtus Cagliari in attacco ancora con fiducia sul meno 5, 36 a 31. Markovic, un'occhiata dentro, prova a smarcarsi Puggioni, c'è spazio per Raiola oltre l'arco, mette palla per terra contro Mazza, torna fuori da Markovic perché non c'è spazio. Anche il tentativo personale di Markovic viene difeso bene dalla Spezia, poi il rimbalzo conquistato dalle Liguri che si portano nella metacampo d'attacco ancora con Mazza, scarico in angolo, post basso sempre per la numero 8 bianconera, in punta ribalta per Linguaglossa, giro sul perno, fallo di sfondamento su un movimento un po' pigro da parte della 14 bianconera, che anche con il linguaggio del corpo ha fatto in modo di ottenere questo fischio arbitrale sfavorevole. Forse con maggiore aggressività avrebbe potuto far vedere la situazione gli arbitri in maniera diversa. Pastena per Orsini in punta, serve Raiola, attacca, quantomeno prova ad attaccare il centro dell'area. Raiola crea separazione con la giocatrice che difende e segna con un tiro morbido dalla media distanza il meno 3, 36 a 33 il punteggio, 40 secondi
al termine del secondo quarto. Qui Cadoni ha spazio per girarsi con tutta calma e mandare a segno il tiro che ricaccia indietro la Virtus sul -5, 38-33. Orsini per Pastena, non può andare fino in fondo ovviamente la Virtus, segna con il fallo ancora Francesca Orsini. Potenziale gioco da 3 punti. Adesso non andiamo errati, il terzo in questa prima metà di gara per le cagliaritane. Fuori Raiola, molto positiva, dentro Pastena. Orsini in lunetta con il libero supplementare, dopodiché ci saranno 19 secondi per l'ultimo tiro della Spezia. Sbaglia Orsini, buono il tagliafuori di Linguaglossa, servita a Mazza, può trovare un tiro con calma. La formazione ligure che lavora dal palleggio con Mazza. Cadoni va a bloccare il pallone poi per Lucca, cerca il passaggio in direzione ancora di Mazza, segno allo scadere del cronometro del secondo quarto. Chiude bene la squadra di coach Corsolini, che si porta alla pausa lunga con 5 lunghezze di vantaggio sulla Virtus Cagliari. 40-35 il punteggio dopo i primi 20 minuti di gioco. Inizia il terzo quarto al Pala Restivo di Cagliari. Vargiu, Raiola, Georgieva, Orsini e Pastena per la Virtus. Risponde la Spezia schierata a zona, ancora con Templari, con il numero 6 Corradino, con il 14 Linguaglossa, con il 3 Lucca, con il 15 Cadoni. Raiola riapre dopo non aver trovato lo spazio per la penetrazione. Infrazione di campo inevitabile per Vargiu, e allora offerto il pallone alla Carispezia con Templari a eseguire la rimessa in gioco. Corradino dal palleggio, affrontata da Vargiu, è pronta Linguaglossa a bloccare, penetrazione tentata per un istante soltanto da Lucca. E ancora rimessa in attacco per la Carispezia con sempre Elisa Templari. Corradino e poi Lucca, sale Cadoni per il blocco su Raiola, cambio difensivo con Georgieva, l'anticipo di Pastena, riesce solamente però a sporcare il pallone, penetrazione con scarico poi per Cadoni. Templari ancora, Cadoni, scade il cronometro dei 24. Buona difesa per la Virtus, che ha messo ancora in difficoltà l'attacco spezzino, costringendolo a lavorare duramente per trovare un tiro pulito. Georgieva sotto per Orsini, cerca subito il tiro in reverse sulla marcatura di Linguaglossa dall'altra parte a tutta velocità. Ci ha provato Lucca, ma la gran stoppata di Georgieva le ha impedito di trovare la via del canestro. Si riprenderà con la rimessa dal fondo sempre per la Spezia. Lucca, un'occhiata allo smarcamento di Templari. Cadoni da sotto si fa largo a spallate e trova i 2 punti del +7 la Spezia. 42-35. Questa è la situazione di punteggio. Pastena va subito in gomito, Georgieva apre bene per il tiro di Raiola, che spesso ha trovato il canestro dalla lunga distanza nel corso di questa partita, non fa altrettanto in questa circostanza. Allora si riparte con il pick and roll giocato tra Cadoni e Corradino, poi da 3 Linguaglossa sbaglia a rimbalzo un flipper, poi controlla Pastena per Vargiu. Georgieva ancora a coinvolgere Raiola, stavolta sceglie la penetrazione centrale, Cadoni la stoppa e poi le due vanno a scontrarsi in maniera accidentale. Templari prende la linea di fondo, cercava poi di servire il taglio di Corradino, presa in controtempo, contropiede per Raiola che ha paura tra virgolette della stoppata di Cadoni, allora non va fino in fondo
vuole far riniziare l'azione della Virtus, fermata dal fallo. Pasten è già pronta per la rimessa dal lato quando mancano 7 minuti e 59 secondi allo scadere del terzo quarto, e la cestistica spezzina è avanti sulla formazione di casa con il punteggio di 42-35. Esce Georgieva che va a riposare, viene rilevata da Arianna Puggioni. Pausa della partita con la necessaria asciugatura del parquet, pausa che ci permette anche di fare il quadro delle altre partite che compongono questa 26esima giornata del campionato di Serie A2. San Giovanni Valdarno contro Campobasso, Bologna contro Forlì, Empoli contro Umbertide, San Raffaele Roma contro Orvieto, Palermo contro Civitanova Marche e Savona contro Alghero. Classifica che vede la Virtus al penultimo posto in compagnia di Forlì con 6 punti, sono invece 26 i punti in classifica per la Spezia, ma questo divario di 20 punti fino a questo momento non si è visto in campo. La partita è stata equilibrata, Lingua Glossa qui cercava lo scarico sotto per Luca che arrivava, pallone deviato, rimessa in attacco per allora la squadra di coach Corsolini, rimessa sempre appannaggio della classe 99 Lucca. Le indicazioni dalla panchina da una parte e dall'altra, l'uscita e la ricezione da parte di Corradino, e poi tanto sacrificio anche per Pastena che cerca di anticipare questa linea di passaggio abbastanza scontata per Lingua Glossa. Ancora una rimessa, sempre Lucca per Corradino, poi Templari, accoppiata con Puggioni, c'è il blocco, la giocata di pick and roll con Cadoni, non riesce a chiudere però il gioco a due. Cadoni stavolta in equilibrio non perfetto, ha guardato verso gli arbitri ma stavolta non c'era assolutamente nessun fallo. Da 3 dall'angolo Arianna Puggioni, importante assegno per il -4 Virtus, 42-38. Torna ad accendersi anche il pubblico del Palarestivo. Corradino per Cadoni, lo scambio tra le due, dentro Lingua Glossa, vantaggio di centimetri su Pastena, battuta con il passo d'incrocio, ma manca ancora il tiro vincente pur in una situazione molto favorevole. Allora Vargiu per Arianna Puggioni, Pastena sfida dal palleggio Lingua Glossa, extra pass Puggioni, ancora Arianna Puggioni, assegno per il -1 Virtus, tripudio al Palarestivo, 42-41. Time out chiamato da un furente coach Orsolini. Riprende il gioco con la rimessa dal fondo eseguita dalla Spezia dopo il time out chiamato da coach Marco Corsolini. Vedremo quale sarà la risposta delle Liguri, ancora in difficoltà sull'aggressività della Virtus, qui concessa la linea di fondo a Lingua Glossa che non può veramente sbagliare, poi va a scontrarsi in maniera accidentale con Raiola. Fermato il gioco con uno dei due arbitri che corre verso la panchina del tecnico spezzino per sistemare qualcosa. Virtus che ha trovato percentuali dalla lunga distanza a questo punto e sta continuando a giocare molto bene, in particolare Puggioni, protagonista in questa fase con i suoi tiri dall'angolo. Ha ripreso ancora la Spezia sempre schierata, questa difesa a zona, almeno parte in questo modo. Qui va ad anticipare la linea di passaggio Templari, chiede invano infrazione di campo Templari. Puggioni qui in angolo da Pastena, tripla aperta, anche questa a segno, ma da elogiare la costruzione del tiro della Virtus, intelligente, l'extra passaggio di Arianna Puggioni. In questo caso Pastena è stata brava a farsi trovare pronta e c'è la parità a quota 44. Templari in punta, va a servire Lucca, e poi Cadoni in post basso contro Orsini che prova a tenere ma non riesce contro lo strapotere fisico di Chiara Cadoni, autrice del nuovo vantaggio spezzino sul 46-44. Si riparte nel bianco-blu in attacco, Pastena, spalle a canestro, Orsini fuori, poi Puggioni, Vargiu in mezzo alle gambe, controllata da Corradino. Pastena, 4 secondi per il tiro della Virtus che si deve affrettare. Orsini in penetrazione con la mano sinistra, tutto sommato non un brutto tiro ma sbagliato dalla lunga in maglia numero 10.
Linguaglossa, il giro sul perno, arriva il taglio ottimo di Corradino a segno, stavolta un bell'attacco per la Spezia e infatti applaudono le liguri, applaude anche la panchina. Perso completamente il taglio di Corradino da 3 punti, ancora 1,5 metri di spazio almeno per Puggioni, però non la mette in questo caso. È pronto un doppio cambio per la Virtus con Georgieva e Markovic, dall'altra parte si prepara invece Mazza. Ora penetrazione, poi passaggio in punta, Templari invitata al tiro molto corto. L'ex Virtus che non è riuscita ad accendersi fino in fondo in questa partita, lei che è una delle migliori marcatrici in assoluto della Cari Spezia in questa stagione, sta realizzando 14 punti di media. Sono arrivati i cambi ed è arrivata anche la rimessa dal fondo per la Virtus, che ora attacca con Raiola, chiamato lo schema Markovic, lo scambio con la stessa playmaker, sale per bloccare Orsini, palleggio con la mano sinistra per Raiola, Markovic vuole servire Orsini, spalle a canestro, c'era stato l'anticipo falloso però secondo la lettura arbitrale, e allora la Virtus può restare in attacco. Secondo fallo di squadra commesso dalla Cari Spezia, ancora nessuno invece per la Virtus quando abbiamo oltrepassato la metà del terzo quarto. 4 minuti 9 secondi all'ultimo mini intervallo qui al Palarestivo, con Pastena che va a servire in punta Georgieva, non ci pensa 2 volte, fa dentro contro Templari, pigra nella posizione dei piedi e anche quella delle ginocchia. Va a spendere il terzo fallo della sua partita, infatti esce subito Georgieva con 2 liberi interessanti per riportare la Virtus a un solo possesso di distanza dalla Cari Spezia. Primo libero per Iva Georgieva a segno. Sono 11 punti realizzati nella sua partita, ora 12. Missione compiuta, la Virtus è nuovamente a -2. Dunque, dopo aver tenuto testa alla Scotti Empoli, la Virtus con ancora più certezze sta mettendo in difficoltà una squadra sulla carta superiore come quella allenata da Corsolini. La rimessa per Lucca, il movimento a smarcarsi da parte di Mazza, poi lo scambio con Linguaglossa, si attacca ancora l'ostica difesa zona della Virtus. Linguaglossa, penetrazione centrale molto ben eseguita, ma ennesimo errore di misura da sotto per Elisabetta Linguaglossa, il capitano della Cari Spezia. Raiola, il gioco di Bolendri e poi il tiro dalla media, davvero giocata da applausi in questo caso per Paola Raiola. E ancora a parità al Palarestivo, stavolta a quota 48. La Cari Spezia che soffre e la Virtus che vola sulle ali dell'entusiasmo. Altra palla persa, stavolta un pasticcio però più che altro per le liguri. Esce Linguaglossa, pomeriggio non positivo per lei, c'è spazio per Maria Giuseppone, ricordiamo perché è doveroso farlo le importanti assenze in casa della Spezia: Lavinia da Silva, a questo punto anche Katrin Stoichkova, oltre che Isabella Olagide e altre non al meglio, la stessa Linguaglossa in difficoltà in settimana, così come Giuseppone, mentre è arrivato il canestro del sorpasso Virtus. Time out Corsolini, ancora momento di difficoltà Cari Spezia, le cagliaritane sono avanti sul 50-48, altro gran canestro in penetrazione firmato Paola Raiola. 2,56 ancora da giocare nel corso del terzo quarto, la Virtus Cagliari è avanti sulla Cari Spezia e difende ancora a zona, fronte pari con Raiola e Pastena in prima linea, il pallone in angolo, poi fuori per Lucca, ancora circolazione sul perimetro, il tiro dalla lunetta, un libero in movimento per la giocatrice in canotta numero 20 Giuseppone. È arrivato un fischio arbitrale per una infrazione di doppio palleggio da parte di Iva Georgieva. Ora viene comunque incoraggiata dal pubblico. 2 minuti e mezzo
sul cronometro, prova a ricostruire ora la Spezia con Corradino. Lucca, il movimento di Mazza che riceve, circolazione perimetrale, poi Cadoni ancora sul perimetro, il pallone poi dentro, pallone riaperto malamente per Cadoni che concede l'infrazione di campo alla Virtus, non può fare altrimenti, ovvero prestazione sottotono per la squadra ligure. Al netto delle assenze va rivisto qualcosa anche a livello forse di atteggiamento. D'altra parte un pomeriggio davvero ottimale per la Virtus fino a questo momento, e attenzione perché la squadra di Ferrazzoli è assolutamente determinata a questo punto a ottenere il colpaccio. Il fallo è virtussino, rimessa dal fondo per la Spezia, torna Podda, va a riposare Orsini. Ricostruisce la Spezia con Corradino, anzi chiedo scusa, si trattava di Lucca da 3 punti, importante assegno Federica Mazza che riporta avanti la Spezia sul 51-50, partita che si sta accendendo, è pronta al suo primo ingresso sul parquet Sara Innocenzi. Il lavoro dal palleggio di Raiola, sale Podda per bloccare, cambio accettato poi da Giuseppone, il tiro di Raiola molto difficile, rimbalzo portato giù da Cadoni che offre la sfera poi alla compagna di squadra in canotto numero 6 Corradino. È arrivato un grande anticipo da parte di Raiola, Pastena per Markovic, dall'angolo sbaglia, sarebbe stato un tiro importante, poi Cadoni attacca la Spezia con Corradino, Lucca si propone per il passaggio, Cadoni vuole andare a bloccare, vuole il pick and roll, c'è spazio per il tiro di Lucca che poi sceglie la penetrazione e manda per aria un tiro difficilissimo. L'ultimo tocco non è della Virtus, è della Spezia, allora rimessa dal fondo per la squadra di casa, torna anche Sorrentino, fuori Podda. Siamo entrati nell'ultimo minuto del terzo quarto, mentre va a rimettere la Virtus con Alessandra Markovic. Ancora qualche istante di attesa prima della ripresa del gioco, mentre ci sono ancora le indicazioni di coach Corsolini, tornato alla Spezia dopo la promozione Serie A1 ottenuta, a uno che ha assaporato per le prime 9 giornate della scorsa stagione prima di essere sostituito da Loris Barbiero. È arrivato l'errore per la Virtus, 35 secondi ancora da giocare, con pallone in punta per Cadoni. Innocenzi guarda il canestro, tira da 3, una tabellata, ma c'è il lavoro a rimbalzo di Giuseppone che corregge, frugando nella spazzatura della partita, trova il +3 spezzino, 53-50 Raiola con la chiamata d'attacco. Ultimo tiro del terzo quarto, verosimilmente per la Virtus, Pastena per Raiola, guarda verso Markovic, poi prende l'arresto di tiro dalla media, sbaglia, rimbalzo difensivo per Giuseppone, non c'è spazio per l'ultimo tiro della Cari Spezia. Termina qui il terzo quarto, vantaggio ospite ma di sole 3 lunghezze, 53-50 contro un'ottima Virtus Cagliari. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Ultimo quarto al Palarestivo di Cagliari, +3 la Spezia, ma dall'altra parte la squadra di coach Ferrazzoli vuole giocarsela fino all'ultimo possesso. Il tiro di Giuseppone sbagliato, poi il rimbalzo lungo con lo scontro tra Raiola e un'avversaria. Georgieva attacca subito il canestro, ci prova, si palleggia su un piede, palla persa. Virtus, troppa voglia, a volte comporta anche
qualche errore di questo tipo. Ma ci sta all'interno dei 40 minuti Giorgeva tra le più positive in casa Virtus, ma è stato un pomeriggio da incorniciare fino a questo momento. Qui il pallone è ribaltato, linea di fondo, Giuseppone ancora appostata, pronta a ricevere lo scarico, qui viene punita con l'infrazione di 3 secondi offensivi, dunque arriva una palla persa anche per le ospiti. Rimesso in gioco il pallone verso Pastena, portato il pallone in zona offensiva, Markovic guarda verso il post basso di Orsini, prende il centro dell'area, in angolo, infrazione di passi intanto per la Virtus, allora si va avanti a suon di palle perse da una parte e dall'altra. Mazza per Innocenzi, poi Lucca, ancora Mazza, si avvicina a Pastena per disturbarla, ha creato lo spazio per il tiro ottimo in angolo a segno per Innocenzi. Bell'attacco qui per la Carispezia, con pazienza, con lettura lucida della situazione. Si è trovato un tiro di buona qualità che Innocenzi ha trasformato in 3 punti. Giorgeva si butta dentro, perde però la maniglia, allora parte il contropiede Spezzino ancora con Innocenzi, non trova lo spazio per andare fino in fondo, tiro dalla media sbagliato, Giuseppone conquista un altro rimbalzo d'attacco, extra possesso la Spezia, ora con Cadoni sfrutta a dovere il mismatch con Sorrentino, appoggio a canestro per il +8, attenzione alla fuga ancora della Carispezia, +5 ora sulla Virtus Cagliari. Pastena per Raiola, triplo cambio pronto per coach Perazzoli. Markovic, Pastena fermata irregolarmente da Innocenzi che usa troppo le braccia in zona difensiva, va a spendere il fallo personale. Dentro Orsini, Puggioni, Vargiu, fuori Giorgeva, Markovic e Raiola per la Virtus. 8 minuti al termine di una partita però molto avvincente rispetto del pronostico iniziale che vedeva senz'altro favorita la Carispezia. Orsini, il movimento di Vargiu, riceve Puggioni, il blocco di Orsini che poi rolla dentro, fallo stavolta per Lucca. Ed è il secondo personale per la giocatrice in canotta numero 3 della Carispezia, rimessa di Chiara Pastena verso Marta Vargiu, il blocco di Sorrentino per l'uscita dei blocchi sull'altro lato da parte di Puggioni. Pastena sul primo ferro, un tiro veramente cortissimo, allora c'è spazio per la Spezia prima con Mazza e poi con Lucca, penetrazione centrale, la stoppata però da parte di Pastena che si fa valere, rimessa dal fondo. Versare Innocenzi, 8 secondi per il tiro delle ospiti, trovata sotto Lucca, poi il tiro di Mazza sbagliato e non di poco, rimessa dal fondo per la Virtus Cagliari che dunque può tornare nella metacampo d'attacco per cercare di ricucire. 58-50 il punteggio in favore di chi difende. Puggioni spara da 3, Puggioni sul secondo ferro, ma c'è il rimbalzo di Orsini prezioso, si attacca ancora con Arianna Puggioni, si sposta Orsini che si allaccia poi con Lucca e il fallo è ancora della numero 3 ospite. Cambi da una parte e dall'altra, si preparano Lingua Glossa per la Spezia e Raiola per la Virtus, fuori Pastena e fuori anche Lucca che è andata a spendere qualche istante fa il terzo fallo della sua partita. Vargiu, qui l'anticipo di Lingua Glossa, rincorsa da Raiola, persa però Mazza che litiga col pallone che le sfugge via in maniera incredibile e allora graziata la Virtus, incoraggiata ancora dai propri sostenitori, mai così
rumorosi probabilmente nel corso di questa stagione. Orsini in punta, il taglio backdoor di Pastena, chiedo scusa, di Raiola, fermata con il fallo. Orsini, fallo speso da Cadoni. E attenzione anche alla situazione falli di Chiara Cadoni, è il terzo questo della sua partita. Dalla lunetta è pronta l'esecuzione di Francesca Orsini. Segna il primo libero arrivando a quota 11 punti personali. Ancora una chance per la giocatrice toscana che fa 1 su 2, sbagliato il secondo, meno 7 Virtus, 58 a 51. Attenzione però ai 4 falli già spesi dalla Spezia. Siamo a ridosso del bonus e questo può essere un fattore però se arrivasse finale di partita punto a punto. Linguaglossa guarda verso il possibile post basso di Cadoni da 3 di tabella a segno importante e fortunato. Qui il canestro da parte di Maria Giuseppone. Torna anche Templari per la Spezia, che ora cerca di ipotecare la partita e si porta in doppia cifra di vantaggio sul 61-51, è il massimo vantaggio per la squadra di coach Corsolini. Tripla che potrebbe aver messo un po' di acqua sul fuoco in casa Virtus, vedremo se sarà così, quantomeno da un punto di vista psicologico. Qui Raiola si crea molto bene lo spazio per un arresto e tiro sbagliato. Era buona comunque la lettura del pick and roll. Schema corna intanto per Corradino, il consegnato di Cadoni ancora per la playmaker, servito il taglio dentro di Giuseppone. Un fattore in questa seconda metà di gara, Maria Giuseppone, giocatrice lo scorso anno in doppio tesseramento tra Castellammare di Stabia e Napoli, formazione di A1. Stante anche l'assenza di alcune attrici principali, non ultima Lavina da Silva, senza dimenticare Stoichkova, ha trovato il modo di essere determinante. Maria Giuseppone che arrivava a questa partita con 3 punti, 2 rimbalzi e mezzo di media. In questo match invece ha messo a segno 10 punti. Qui Cadoni e Orsini vanno a inseguire il pallone recuperato dalla 15 ospite, poi Linguaglossa per Templari in angolo, osserva la situazione, preferisce tornare fuori. La giocata di pick and roll tra Corradino e Cadoni che serve Linguaglossa, ancora il blocco dell'Oristanese che poi rolla dentro, arriva subito l'aiuto da parte di Sorrentino, stesa letteralmente Puggioni, fallo evidente in questo caso e c'è la segnalazione di 2 tiri liberi per l'ala pivot classe 1994, ex Mattei Plast Bologna, squadra con cui, come detto, ha conquistato lo scorso anno la promozione in A1. Chiara Cadoni che ha ottenuto le attenzioni anche di Marco Crespi, commissario tecnico della nazionale femminile di recente, ne parte da tempo della nazionale in 3 contro 3. Sbaglia il primo Cadoni, segna invece il secondo e porta sul più 13 la Spezia. Ora Georgieva dentro, il pallone per Orsini, un po' in difficoltà Orsini, trova fuori Raiola, prova il cambio di mano, accetta il cambio difensivo Cadoni da 3 punti, Sorrentino non riesce
a ridare energia alla Virtus con questo tiro da 3 punti. Templari sotto per Cadoni, ancora un accoppiamento più che vantaggioso con Raiola, prova lo scarico in angolo per Linguaglossa, il tiro sbagliato da sotto, Cadoni lotta e trova il canestro con fallo, risulta pugno chiuso. Chiara Cadoni, potenziale gioco da 3 punti ancora per lei, stavolta la partita sembra veramente chiusa sul più 15, 66-51 a 4:18 dal termine. Coach Ferrazzoli vuole cercare di gestire la situazione, va a chiamare il time out. Cadoni in lunetta per la Spezia sul più 15, occasione di allungare ancora ma la fallisce la giocatrice oristanese. Raiola a tutta velocità dall'altra parte, non c'è un secondo da perdere per la Virtus. Markovic da 2 punti, facendo l'arbitro. Canestro comunque importante per tenere vive le speranze, del resto manca ancora tanto, manca per l'esaltezza 3 minuti e 50 alla conclusione della partita. E allora i giochi sono ancora da fare, anche perché riprende a buttare via il pallone la Spezia, lo fa in questo caso con Giuseppone che non riesce a ricevere. Fuori Cadoni e dentro Tosi con il numero 10. Georgieva batte facilmente la sua avversaria con la partenza bruciante, primo passo davvero velocissimo per la bulgara. Che ha a disposizione 2 tiri liberi, bonus speso. E allora primo libero realizzato per Iva Georgieva, sbagliato invece il secondo, meno 12 Virtus, comunque ancora in linea di galleggiamento. Corradino dal palleggio, controllata da Raiola, esce Linguaglossa, vuole attaccare Georgieva, battuta ma per l'ennesima volta Linguaglossa sbaglia l'appoggio a canestro, poi va ad abbracciare in maniera poco amichevole Orsini. Il fallo è evidente e ovviamente non può sfuggire all'arbitro che comanda 2 tiri liberi in favore della Virtus. Fuori intanto Giuseppone, che ha speso tanto e che è stata in un frangente in particolare davvero decisiva. Torna Chiara Cadoni dopo questo brevissimo riposo in panchina. Orsini, segna il primo tiro libero. Ancora una volta 1 su 2 per la Virtus, con Cadoni che strappa il rimbalzo e poi conduce lei stessa l'azione d'attacco, ma solo per un momento. Cede poi verso Corradino, dirige le operazioni la giocatrice in canotta numero 6, sceglie poi Linguaglossa, si fa vedere in post Cadoni, la palla però è sul perimetro con Templari, la partenza dietro la schiena contro Puggioni, errore al tiro, tap out, rimbalzo Georgieva, può correre la Virtus ancora con Raiola, accelerazione improvvisa e canestro per Paola Raiola, che ha giocato una partita veramente notevole questo pomeriggio. 2:43 allora ancora al termine della partita, solo più 9 la Spezia. E infrazione di passi, palla persa da Linguaglossa che cercava di servire Templari. Ennesima tegola di una partita tutt'altro che felice per Elisabetta Linguaglossa. Il pubblico cerca di spingere ancora una volta la Virtus, qui Raiola si butta dentro contro Corradino, scelta forse un po' affrettata in questo caso da parte della generosissima playmaker virtussina. Linguaglossa chiude il palleggio, serve con il consegnato Corradino, il blocco di Linguaglossa, c'è spazio poi per la Spezia, tiro da 3 punti aperto, Templari a segno, esplode la panchina spezzina.
per il più 12, 69-57. Un po' gelati gli entusiasmi del Pallarestivo, anche se Georgieva aveva provato a rispondere sul primo ferro, però il suo tiro da 3 punti allora a questo punto si fa veramente dura, ma la Virtus può essere orgogliosa per la partita giocata quest'oggi. Ora Templari ancora 5 punti in fila, sono canestri della staffa, probabilmente firmati curiosamente una delle ex più recenti, Elisa Templari, che ha posto fine alla partita sostanzialmente con prima la tripla, poi il tiro dall'angolo. E ora lei stessa va ad avviare questa trama d'attacco per la cestistica spezzina. È pronto il blocco alto di Cadoni, 7 punti in fila allora per chiudere la partita per Elisa Templari, ora un po' arrabbiata perché sostiene di essere stata spinta anche in maniera maliziosa verso il cartellone di fondo campo. Bel canestro in reverse per Ursini, che dimostra di avere ottimi fondamentali con l'uso del piede perno. 1 minuto di partita, 73-59, la Spezia ora può gestire in maniera assolutamente serena il vantaggio accumulato. Cadoni per Linguaglossa, poi il fallo speso da Puggioni su Cadoni. Il terzo fallo di squadra per la Virtus. Templari ancora protesta per la situazione che l'aveva vista coinvolta in precedenza. Corradino sulla pressione di Markovic, vediamo se la Virtus va a spendere un altro fallo. Templari dal palleggio, sta per scadere il cronometro dei 24, Georgieva ha trovato solo il cuoio, poi scade il cronometro dei 24, cuore Virtus fino alla fine. 34 secondi al termine, è indotta alla palla persa ancora la squadra di Corsolini, e così come il suo collega Cioni qualche giorno fa incassa la vittoria con assoluto piacere, ma immaginiamo non sia pienamente soddisfatto della prestazione, ripetiamo, al netto delle assenze importantissime in casa spezzina. 22 secondi al termine di una partita che ha ormai già emesso il suo verdetto, con la Spezia che in questo modo sale a quota 28 punti in classifica, rimane a 6 la Virtus, che però si giocherà la salvezza nelle prossime partite, in particolare con San Raffaele, Roma in trasferta, Mercedes su questo campo e poi ancora Faenza. Queste saranno le 3 partite chiave del finale di stagione bianco-blu, mentre termina la partita Virtus Cagliari di scena proprio a Roma. Nel prossimo turno la Spezia invece andrà a Campobasso. Termina qui, termina con il punteggio finale di 73-59 in favore della Cari Spezia. Uno sguardo alle statistiche finali: la Virtus chiude con i 12 a testa di Georgieva e Raiola, sono 11 invece per Orsini e 8 per Puggioni. Dall'altra parte per la Spezia 13 per Templari, 24 per Cadoni e 10 per Giuseppone. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.